Sapete dove e quando passato e presente si contendono la vostra anima? Da Sud Empieso. Ehi, ammazza la figlia. La natura accompagna i vostri passi laddove i pensieri erano in città affaccendati e forse in alcuni di voi affaticati. Il sentiero che conduce alla fonte sacra conserva profumi così liberi e fieri di esprimersi nell'etere vivente come quelli della lavanda, della ginestra, delle orchidee e del sughero. Profumi, colori e suoni che preparano sul vostro corpo una veste per il tempo, già che il tempo nella sua umiltà e grandezza vi aspetta sulla soglia della fonte. Il tempo racconta di coloro che sono stati qui nel momento della pietra, del fuoco, del legno, del bronzo, dell'acqua. Coloro che hanno amato questo luogo dedicandomi il culto alla vita stessa. Credo che Sud Empieso sia immagine di ciò che si cela nel cuore dei sardi antichi. Un cuore che si estende per conoscere la terra e il cielo, la natura, passando per l'essere umano verso quella eterna, lucente cosa che oggi è chiamata Dio. Qualunque cosa sia ciò che cercate o pensate di trovare a Sud Empieso, non la troverete in pochi istanti. Leggete per poi assorvare e, perché no, meditare su di un luogo unico nel suo proporsi. Un luogo che ci ha svelato e ancora potrà raccontare le storie dei millenni. Millenni in cui i sardi erano scrittori di capitoli importanti e che i sardi di oggi devono rileggere e tramandare per non dimenticare la profondità di una cultura straordinaria. E la cultura sarda di ieri e quella di oggi si incontreranno in voi destando dal sonno quel che la quotidianità vi offre lusinga. A Sud Empieso non vedrete e ascolterete nulla di menzognero, perché sarete mano nella mano con la natura, la storia e la cultura di un popolo che ha amato, faticato, progredito
composto canti e danze, pregato, pianto, gioito, camminato dove voi ora siete e i vostri figli saranno. Conserviamo insieme su Dempiesu, le porte del domani saranno lì aperte e ricolme di quel che l'uomo cerca dalla notte dei tempi.